sono venuta qui a nome del governo a ribadire che questo Tribunale della Pedemontana si farà perché è una decisione di tutto il governo di centrodestra, è una decisione che arriva dal territorio, da tutti i sindaci di qualsiasi colore politico, dalle imprese, dagli avvocati, dai cittadini. Chiaro, preciso, il Tribunale della Pedemontana si farà. A dirlo è il sottosegretario Mara Bizzotto, che porta i sindaci e i cittadini alle categorie riuniti davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marinali la voce del governo. Una boccata d'aria fresca in una giornata torrida, in un periodo torrido di polemiche e baruffe politiche e istituzionali attorno al progetto di apertura del Tribunale. La notizia scatena gli applausi dei 40 rappresentanti dei comuni interessati, della provincia, degli avvocati, delle categorie produttive, degli oltre 200 cittadini arrivati per far sentire la propria voce. Una voce che rimbalza dalle rive della Brenta al Ponte Vecchio e prende la strada di Roma. È una risposta senza nessuna polemica a Vicenza, ma anche a tutta quell'area di sindaci che dice no ad un territorio. Guardate, ma è mai possibile che ci siano dei colleghi che dicono di no a delle offerte, a dei presidi che il governo vuole dare ad altri colleghi? Noi speriamo davvero che prima della fine di questa legislatura, così come promesso anche dal ministro Nordio, questo Tribunale abbia un ulteriore passo per poter poi vedere la apertura. Davanti al Tribunale tanti sindaci di ogni schieramento e di tutte le zone interessate. Una risposta alle polemiche, un segnale fortissimo per il primo cittadino di Bassano. Un segnale fortissimo, dopo 14 anni il territorio non molla, siamo uniti come sindaci, come categorie economiche e ordini professionali per chiedere un servizio che ci spetta. Siamo una delle zone più produttive d'Italia, siamo una zona che da 14 anni lotta per avere una giustizia più efficiente, il governo ci ha fatto delle promesse, adesso aspettiamo i fatti. Il territorio si è dimostrato per l'ennesima volta compatto, speriamo entro breve di vedere l'apertura del nuovo Tribunale della Pedemontana. C'è spazio infine per una frecciatina ai sindaci che hanno partecipato alla manifestazione contro il Tribunale della Pedemontana che si è tenuta davanti al Palazzo di Giustizia di Vicenza. Noi rimaniamo fedeli ai nostri principi, ai nostri cittadini, noi rispondiamo ai nostri cittadini, qualcun altro invece risponde agli interessi magari di qualche ordine.